Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito, sicuramente già avete mangiato oppure lo state facendo. Questo video voglio parlare di Nikola Tesla e di Pierluigi Ghina. In effetti ragazzi sono stati degli scienziati più geniali di tutti i tempi. In effetti Nikola Tesla è di origine croate, è sempre stato un appassionato nel campo della fisica dell'elettromagnetismo e le sue idee, ragazzi, sono davvero rivoluzionari e l'invenzione davvero tecnologiche, alcune delle quali neanche oggi si riesce a capire come hanno fatto, quindi figurarsi ai suoi tempi. In effetti lui è morto nel 1943, quindi è nato nel 1856, quindi pensate un po', già a quell'epoca questo stava col cervello oltre 200 anni avanti rispetto a noi. Quindi il sogno di Tesla era quello di eliminare la miseria e la povertà, perché lui era convintissimo, anzi lo aveva fatto ragazzi, di dare energia libera a tutti quanti. Quindi poteva, lui diceva che l'energia, tutto quello che ci circonda è pura energia e si poteva incanalare e dare energia gratuita a tutti. Ma come ben sapete ragazzi, dopo come avrebbero venduto più la corrente a noi? Quindi sarebbe stata una cosa per i poteri forti troppo grande per loro. Immaginiamo che nessuno di noi paga l'Enel, la luce, quindi lui voleva dare energia gratuita. Quindi lui già stava avanti di un pezzo, riusciva a prendere dall'etere, cioè dal di fuori dell'atmosfera, dalla ionosfera, l'energia gratuita, cosa che lui fece. Questa che vedete nella foto è la famosa bobina di Tesla. In effetti questa è una sua invenzione, quindi diciamo purtroppo è stato bloccato, quindi come tutte le teorie ragazzi, giustamente per l'epoca era una cosa massacrante per l'elite mondiale dell'epoca. Immaginate di dare energia gratuita a tutti, dopo che cosa se ne fanno, dice tutti questa corrente. Egli ha fatto oltre 700 brevetti, morì in solitudine sulla soglia della povertà. Quindi, e il giorno guardate che è morto, tutti gli appunti e i suoi documenti sono stati sequestrati dall'FBI. Quindi, ragazzi, credo che in due parole avrò detto quasi tutto. In effetti, lui aveva 700 brevetti ed altri documenti che lui stava terminando di fare. Il giorno della sua morte sono scomparsi tutti i suoi appunti e i documenti sequestrati dall'FBI. È morto in solitudine e povero, quindi immaginate un uomo di una mente che secondo me neanche fra 100 anni nascerà uno così. Quindi diciamo che era stato il primo a fare il viaggio nel tempo. In effetti anche su questo lui stava progettando, diciamo, di viaggiare nel tempo. In effetti un giorno ci riuscì, per puro caso però, in effetti la scoperta la fece per un errore. In effetti questa bobina di Tesla, lui stava completando questa famosa bobina, gli arrivò una forte scarica di corrente addosso e lui disse di aver viaggiato nel tempo in un secondo. Fortunatamente il suo assistente riuscì a spegnere tutte, diciamo, le bobine di Tesla e staccò e quindi non ci rimase sul colpo. Quindi la sera in un bar lo incontrarono molto spaventato e disse che casualmente aveva fatto una scoperta molto molto pericolosa, perché aveva paura che qualcuno se la prendesse questa sua scoperta. In effetti lui con un suo sbaglio, lui cercava di viaggiare nel tempo, però provava, non ci era mai riuscito, poi per puro sbaglio ci va a finire proprio lui dentro. In effetti questa onda che lo colpisce, che lo irradia, lo può fare anche morire, però in quegli attimi lui rivive il suo passato, il suo presente, il suo futuro.
fortunatamente il suo assistente stacca tutto e finisce per non muore in effetti, quindi diciamo che doveva perfezionare questa tecnica, anche perché se il suo assistente non avrebbe staccato sarebbe morto, quindi in effetti lui però si mise paura, perché perfezionando questa sua tecnica avrebbe messo in mano ai potenti, cioè all'elite come noi li chiamiamo, una cosa mostruosa, cioè viaggiare nel tempo per poterci fare i porci comodi loro, e quindi aveva paura in effetti. In effetti non si sa se poi Tesla l'ha fatto oppure no, quindi rimane un mistero. Fatto sta che i documenti sono tutti stati sequestrati dopo la sua morte dai servizi segreti e dall'FBI, quindi poi non si è saputo più nulla. Invece per quanto riguarda l'altro ragazzi, un altro famoso scienziato, purtroppo anche lui è stato condannato dai poteri forti, Pierluigi Ghina. Lui è nato nel 1908 e morto nel 2004. Lui per 10 anni è stato addirittura il collaboratore di Guglielmo Marconi, quindi pensate un poco, è stato un ricercatore controcorrente perché era sconosciuto alle persone, quindi nessuno in effetti se lo ricorda sto Pierluigi Ghina, anche se lui era fondatore del centro degli studi magnetici di Imola, e quindi lui ha dedicato la sua vita all'elettromagnetismo e all'atomo. Lui ha detto la sua teoria secondo il quale Sole e Terra si producono, si producono attraverso la materia, attraverso l'atomo magnetico. Lui dice che noi esistiamo in virtù di questa pulsazione vitale, diciamo di questa doppia spirale di energia che promuove il movimento e che dà la vita. In effetti sarebbe come il DNA. Ciao Jasmine. In effetti sarebbe come l'elica del DNA nostro, se ci fate caso è una doppia elica. Quindi in effetti lui dà la vita in effetti al sole, in effetti dice che il sole è il centro della vita. Dentro il sole abbiamo scoperto un cuore pulsante che batte agli stessi ritmi del corpo umano, quindi un cuore magnetico. Poi lui dice siete liberi di credere o no a quello che scrivo, se ci credete avrete capito diciamo, i segreti del mondo, se non ci credete per me è lo stesso. Tanto dice io sono già vecchio, quindi purtroppo non mi rimane tanto da vivere, quindi diciamo anche lui aveva fatto in effetti una scoperta molto particolare. In effetti lui aveva fatto, diciamo, in effetti poteva far piovere, come già ho detto in certi video. In effetti lui ci stava una macchina della pioggia. In effetti se l'atomo era negativo, le nuvole si aprivano e usciva il sole. Se invece l'atomo era positivo, veniva a piovere. Lui in effetti, diciamo, voleva mandare questa macchina in Africa, solo che i poteri forti hanno detto che in Africa devono stare così, e quindi hanno messo da parte questa invenzione di Ghina. Poi un'altra cosa che Ghina fu buono che lui volle fare, e voleva fare una valvola di sfogo per i terremoti. Secondo lui, in effetti, facendo delle valvole di sfogo, diciamo l'energia che sta sottoterra esce fuori, quindi diciamo come una valvola antisismica, diciamo. Però anche su questo è stato bloccato, quindi in effetti lui è stato come Nikola Tesla condannato dai poteri forti, quindi non ci sono santi, anche lui purtroppo è stato fatto fuori in effetti. Lui, a dispetto di Nikola Tesla che è nato in Croazia, lui è nato a Milano ed è morto a Imola, quindi era, aveva lavorato per 10 anni con Guglielmo Marconi, rimanendo sempre purtroppo nell'ombra in effetti, anche se era una persona molto davvero geniale in effetti, quindi lui sostiene di poter rigenerare le cellule morte,
allontanare terremoti con un'invenzione battezzata valvola antisismica e addirittura ridurre l'inquinamento e allontanare o avvicinare le nuvole. Quindi diciamo ragazzi, questo anche la Rai l'ho andata a trovare nella sua casa e laboratorio, e ci sono dei video che io dopo metterò qui sotto a questo video, e vi faccio vedere quando lui fa sparire le nuvole. Ragazzi, vedrete che il video è pazzesco. In effetti questo qua è stato fatto dalla Rai all'epoca, quindi è stato fatto un documentario pure, quindi è proprio in effetti verità, un video vero. Lui fa vedere che è tutto nuvoloso, mette in moto questa sua elica che la metteva con protoni negativi, positivi, e il cielo come d'incanto ragazzi si apriva. Quindi delle invenzioni davvero pazzesche tutte e due, quindi due geni ragazzi che sono stati purtroppo fermati dai poteri forti, quindi stiamo sempre a dire poi facciamo i complottisti, sempre le solite cose, però purtroppo è la verità ragazzi, quindi in effetti è così, quindi non ci possiamo fare nulla, ma purtroppo questi due geni sono stati fermati dai poteri forti, chiamiamolo così, elite, poteri forti, poteri occulti, come li vogliamo, non lo so come si devono chiamare, comunque da chi governa davvero tutto. E anche qui ragazzi, dopo la morte di Pierluigi Ghina, i documenti come d'incanto sono scomparsi anche qui. Quindi in effetti, come potete vedere, due scienziati pure a distanza di, diciamo, di anni, di tempi, due inventori di cose diverse, in effetti, dopo la loro morte, misteriosamente arriva qualcuno e si porta via tutti i brevetti e tutti i documenti. Quindi due storie diverse in due luoghi diversi, col finale però uguale ragazzi, in effetti. Quindi la storia si ripete sempre. In effetti sono stati abbandonati, sono morti in povertà, non sono stati capiti, sono stati sempre, i loro brevetti sono stati sempre rinnegati dalla società che li doveva approvare, quindi diciamo dare i fondi per quello. Sì, sì, in effetti io parlo di FBI, quindi sicuramente la NASA ha tutti i brevetti di Tesla e di Pierluigi Ghini. In effetti io dico i poteri forti, l'elite, ma si sa che la NASA, FBI, loro hanno i documenti di questi due geni, in effetti, quindi in effetti forse i viaggi nel tempo, forse Nikola Tesla l'aveva terminati, come pure per Luigi China aveva scoperto come fare una valvola di sfogo per i terremoti, come riuscire a far piovere e non far piovere. Quindi possiamo anche dedurre che la NASA o i poteri forti hanno queste macchine, quindi come fanno loro? Fanno piovere dove vogliono e fanno non piovere dove non vogliono. Quindi posso anche pensare, Jasmine, che le famose antenne ARP siano in effetti quello che aveva fatto diciamo Ighina. Quindi io posso pensare anche che quelle famose antenne ARP che stanno in Alaska sono diciamo lo studio fatto da Pierluigi Ghina, solo che loro l'hanno portata a termine, mentre Pierluigi Ghina aveva solo una sola come dimostrazione. Quindi possiamo anche pensare che loro poi l'hanno fatto diciamo, su scala globale. Invece Pierluigi Ghina ne aveva una sola e faceva vedere alla gente che apriva il cielo oppure faceva piovere. Quindi queste onde elettromagnetiche che arrivavano in cielo, questi atomi negativi, positivi, facevano o piovere oppure allontanare le nuvole. Quindi possiamo anche pensare che la NASA, l'ESA oppure FBI, i poteri forti, elite, come li vogliamo chiamare, l'abbiano usato per il famoso HARP che si trova in Alaska. Quindi il fatto della corrente invece di Ghina che è riuscito a viaggiare nel tempo, ma l'ha fatto per sbaglio, quindi lui lo voleva, però per un errore poi si è trovato davvero a viaggiare nel tempo. Quindi può darsi pure che Nikola Tesla
l'aveva terminato di fare su un foglio, sa, un progetto, e poi la NASA o qualcun altro, diciamo, potente l'ha terminato, l'ha fatto lui. Quindi in effetti tutti i documenti di entrambi i geni, ciao avvocatella, sono stati sequestrati. Quindi in effetti sia i documenti di Nikola Tesla che i documenti di Pierluigi China, dopo la loro morte, guarda caso, sono stati sequestrati dall'FBI. Quindi guarda caso, due geni che avevano oltre 700 brevetti che lo Stato non aveva approvato, poi vengono sequestrati e poi non si sa più nulla. Poi, dopo tanti anni, incominciamo a vedere che hanno fatto ARP, che l'ARP in effetti è il cambiamento climatico. Chi mi dice a me che le antenne posizionate in Alaska non siano l'invenzione di Pierluigi China, solo fatta in modo più grande in effetti? Perché quelle antenne possono far piovere come non possono far piovere. Quindi quando Echina disse questa macchina qui, se mi date i fondi la mandiamo in Africa e facciamo piovere, così staranno bene loro. In effetti faremo piovere dove non piove mai e quindi possiamo modificare il clima, disse Echina, porteremo la pioggia in Africa. I poteri forti hanno detto no, l'Africa deve rimanere così. Cioè, hanno detto un secco no. In effetti China voleva i fondi per fare questa macchina in Africa e far sì in modo che lì piovesse. Giustamente l'hanno bloccato, ha detto tu non vai da nessuna parte perché in Africa devono stare così. Quindi purtroppo non si può fare nulla, quindi sono convinto, come ho detto in tanti video, che se domani esce la cura contro il cancro, puoi stare sicura che non la cacceranno mai, anche se sono convintissimo che già ce l'hanno, solo che le case farmaceutiche perdono troppi soldi, quindi sì, avvocato, è così. Allora tu pensa che questi due geni, Pierluigi China e Nikola Tesla, due cervelli che secondo me, io a volte ho pensato forse erano alieni, non lo so, che stavano avanti di 100-200 anni questi. Non lo so, io ho pensato forse erano davvero alieni perché le loro invenzioni stanno avanti di oltre 100-200 anni rispetto ad oggi e sono morti già da parecchio tempo, non è che sono morti ieri. Diciamo che l'ultimo è morto nel 2004 Pierluigi. E stavano avanti ma di secoli. Quindi non so se erano persone reali o persone extraterrestri, ma comunque Nikola Tesla ha viaggiato nello spazio, questo è poco ma sicuro, perché lui con un suo sbaglio si è trovato nel passato, nel presente e nel futuro. Fortunatamente il suo aiutante sbloccò i generatori della bobina di Tesla e lo riuscì a salvare dalla morte. Quindi penso che dopo questo suo sbaglio lui ha perfezionato questa cosa ed è riuscito poi a fare tipo una macchina del tempo. Quindi mo dobbiamo vedere se nei documenti sequestrati dalla NASA, dall'FBI ci sia, io credo che ci sta comunque anche questo documento, perché lui una sera stava al bar, raccontano gli amici che l'avevano frequentato, che si trovano ancora, diciamo, nei siti complottistici dove si trovano ancora notizie dell'epoca. Disse che era spaventato perché aveva scoperto come viaggiare nel tempo. Sì, sì, in effetti stava smarrito perché sapeva che se questa cosa andava in mani, diciamo, diciamo da persone poco raccomandabili, sarebbe stato un casino. Quindi lui era meravigliato di aver riuscito la sua impresa a farla, ma allo stesso tempo era spaventato da quello che poteva succedere dopo. È come fare una scoperta. Se io domani mattina faccio la scoperta su una cura contro il cancro, sono contento da una parte, sì, però ho paura da un'altra, dico, poi adesso mi vengono a uccidere perché ho fatto questa invenzione, oppure mi vengono a fare questo, questo. Cioè, da una parte sono contento, ma da una parte ho pure paura. Quindi in effetti Tesla era così quella sera che stava a bar e quindi in effetti dice adesso che succede? Comunque ha continuato i suoi studi, poi quando è morto in povertà proprio assoluta, da solo, in solitudine,
i suoi documenti il giorno della morte sono stati tutti sequestrati dall'FBI, dalla NASA, dai servizi segreti, comunque da queste persone che stanno molto molto in alto. La stessa sorte è toccata, diciamo, è toccata a Pierluigi Ghina, che voleva far piovere in Africa, voleva bloccare le nuvole qua, voleva fare una valvola antisfogo per i terremoti, voleva fare tante cose buone per il mondo gratuitamente. Allora, Higino è morto nel 2004, in effetti. Invece l'altro, Nikola Tesla, lui in effetti, mo ti dico io, Nikola Tesla quando è morto in effetti, ce l'avevo qua a portata di mano. Allora, Tesla, eccolo qui. Pierluigi Ghina è nato nel 1908 e morto nel 2004. Invece Tesla è nato molto prima, 1856, e è morto nel 1943, quindi diciamo sono due, diciamo, secoli diversi in effetti, però cervelli che fanno paura in tutti e due i sensi. Pierluigi Ghina lavorava con Guglielmo Marconi, quindi credo di averti detto tutto, quindi era il suo assistente personale di Marconi, quindi poi lui continuò per fatti suoi, come Guglielmo Marconi continuò per fatti suoi. Ciao Massimo, buongiorno. Quindi in effetti sia Tesla che Pierluigi Ghina sono due scienziati che hanno davvero qualcosa in comune, cioè il cervello proprio da mostri, cioè uno più migliore dell'altro in effetti. Quindi anche se sono secoli diversi, però stavano avanti di, cioè, come ho detto io, minimo 100-200 anni avanti rispetto a noi. Tesla voleva distribuire energia gratuita per tutto il mondo e l'hanno bloccato. È riuscito a viaggiare nel tempo e chissà i documenti chi ce li avrà ora. Pierluigi Ghina voleva cambiare il clima, quindi far piovere o non far piovere dove voleva lui, fare una valvola di sfogo per i terremoti, che così, perché Pierluigi Ghina disse che in tale parte ci sarebbe stato un terremoto, però nessuno lo volle ascoltare. Fatto sta che il terremoto avvenne davvero. Sì, Ghina devi fare un approfondimento, Massimo, vedi, è una cosa molto molto buona. Capisci tante cose. Ghina poteva prevedere i terremoti dove avvenivano, non so come, ragazzi, ma lui sapeva dove avvenivano i terremoti. E in effetti lui voleva mettere. Sì, sì, in effetti Edison ha preso quasi tutti diciamo, le cose che aveva fatto Tesla, in effetti ha rubato tutte le sue invenzioni, ha detto che le aveva fatte lui, in effetti. Vabbè, questo è solito fra scienziati e scienziati. Quindi in effetti Ghina sapeva come prevedere i terremoti e voleva dire al mondo intero, anzi voleva aiutare a prevedere i terremoti, a dire mettiamo delle valvole di sfogo così non fanno i terremoti, cioè i terremoti sono più lievi. In effetti lui aveva detto 2 o 3 volte dove avveniva un terremoto, ma nessuno l'ha mai pensato a questo perché, come ho detto, nessuno lo pensava. In effetti 3 volte l'ha detto, 3 volte il terremoto è avvenuto dove lui ha detto. Lui ha detto ci sarà un forte terremoto qui, è successo quel giorno lì. Poi ha detto il terremoto qui. Lui ha detto allora facciamo una cosa, io ho un brevetto che posso fare una valvola di sfogo, si posiziona in ogni angolo della terra dove dico io e facciamo come uno sfiato per i terremoti, quindi i terremoti vengono come, capì? Vengono come uno sfiato. In effetti non avviene un forte terremoto, in effetti come una valvola di sfiato, quindi perde la potenza il terremoto, ma non l'hanno proprio pensato di nessuna maniera, quindi lui l'aveva detto pure. Ma non lo so Massimo, i poteri forti non l'hanno voluto fare, non lo so.
guarda la storia di Ghina, dopo metto un video sotto questo video qua mio, ti metto un link e ti faccio vedere quando lui quando fa scomparire le nuvole, ti faccio vedere la sua invenzione. Questa era un'elica che se messa positiva apriva il cielo, cioè non, se stava il cielo nero nero usciva il sole, se invece metteva gli ioni il contrario veniva a piovere. Questa era una macchina per far piovere o per far uscire il sole, poi dipendeva da come veniva ionizzata, così diceva lui. Vedi, uno migliore dell'altro, ragazzi, però il potere ha vinto su tutte e due, quindi non c'è stato caso, ragazzi. Comunque, ragazzi, vi auguro buona giornata. Sotto a questo video dopo vi metto il link questo di Pierluigi Ghina, quando lui fa venire proprio Rai 1, non mi ricordo, proprio un giornalista della Rai, e gli fa vedere che il cielo è nero. Poi all'improvviso si apre il cielo, quindi tutti quanti sbalorditi e senza nulla da dire. Che vuoi dire? Purtroppo l'evidenza era palese. Sì, lo metto sotto a questo video qua nel link, nei commenti, e ti faccio guardalo questo video e poi dice, poi Giuseppe hai ragione. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi. Ciao Avvocatella, ciao Salmini, ciao Massimo.